È mercoledì 25 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora cominciamo subito come sempre con i fatti di cronaca, la cronaca della mattinata. Un'operazione della Guardia di Finanza a Catania, nascondevano droga in un terreno agricolo di Picanello, 4 i giovani arrestati in flagranza di reati, sequestrati anche 10 kg di hashish e di marijuana. Andavano avanti e indietro, si fermavano e ripartivano con il loro carico di droga, chi acquistava hashish, chi marijuana, tutto sotto lo sguardo dei finanzieri del comando provinciale di Catania. 4 giovani arrestati in flagranza di reato a Picanello nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto e allo spaccio di stupefacenti. Nel mirino delle fiamme gialle è finito un terreno agricolo con diversi ruderi, anfratti che servivano per nascondere la droga. All'interno sono stati notati 2 giovani che spostavano alcune pietre da un muretto a secco e a quel punto che sono entrati in azione i finanzieri che hanno rinvenuto 70 buste contenenti infiorescenze di colore verde risultate essere marijuana per un peso di 400 grammi ed un panetto di hashish. Poco dopo sul posto sono arrivati altri 2 ragazzi scooter che sono stati a sua volta bloccati dalle fiamme gialle. Nel corso dei controlli sono stati trovati altri 3 borsoni contenenti confezioni e buste di stupefacenti del tipo marijuana per un peso di 7,5 kg, nonché 17 panetti di hashish per un peso di 1 kg e diversi bilancini di precisione. Complessivamente l'operazione ha portato al sequestro di 10 kg di droga. Sulle piazze di spaccio la sostanza stupefacente avrebbe fruttato quasi 100.000 euro. Adesso l'Expo di Ortigia, si parla di futuro dell'agricoltura, un settore colpito dalla siccità, soprattutto proprio nella nostra regione, che cerca di risollevarsi. Il ministro Lollobrigida ha annunciato che l'Europa ha stanziato quasi 40 milioni. Domani partirà il G7. Mentre Siracusa sta vivendo l'Expo, il ministro Lollobrigida lunedì è volato a Bruxelles. Ha lasciato Ortigia per qualche ora, ma al suo ritorno ha portato una buona notizia. L'11 luglio abbiamo chiesto i fondi per la siccità alla Commissione europea del 2024, abbiamo insistito, abbiamo lavorato per ottenerli. La Commissione ci ha ieri assegnato 37,4 milioni cofinanziabili con fondi interni per fino al 200%. Fondi destinati a tutto il sud Italia, anche se buona parte arriverà in Sicilia. Intanto Palermo valuta lo sgravio delle cartelle esattoriali del 2023. Il Ministero ha dato un sostegno finanziario per quanto riguarda la cerealicoltura, che assieme alle risorse regionali andranno a ristorare e a mitigare i danni. Purtroppo sono risorse ancora insufficienti. La cura del territorio viene prima di tutto, ha detto Ciriani, anche se spesso non porta voti. Dobbiamo anche sapere che la cura del territorio, gli interventi in questo settore, negli acquedotti, nella prevenzione idraulica, nella messa in sicurezza dei fiumi, degli argini, sono spesso interventi poco popolari e poco visibili. Ecco, dobbiamo avere il coraggio di dire che questi sono interventi prioritari, anche se magari non portano voti. Per Casellati l'agricoltura è il petrolio dell'Italia. È qualcosa che ci identifica nello straordinario connubio che ha fra tradizione, quindi quelle che sono le nostre radici, la terra, e l'innovazione. Ormai soltanto poche ore separano dal G7. Domani iniziano i lavori per trovare la quadra sul futuro dell'agricoltura nel mondo. E all'Expo è arrivato anche Albano, il cantautore pugliese è stato premiato in Piazza Duomo ed ha ribadito l'importanza del rispetto della terra. L'agricoltura, dice, è la migliore medicina che esiste al mondo. Sentiamo. Do you know Albano? Yes, felicità. Yes, of course. All'Expo di Ortigia ci sono ministri, turisti e anche Albano, cantante famoso nel mondo, figlio di contadini che nel sangue ha l'agricoltura. L'agricoltura quanto è importante per il nostro paese? È importante per ciò che siamo, per ciò che eravamo, per quello che dobbiamo essere. L'agricoltura vuol dire è la migliore medicina che esiste al mondo. Bisogna avere amore e rispetto per la terra, ha evidenziato in Piazza Duomo. Ha bisogno di mani per l'agricoltura e soprattutto cervello per l'agricoltura. E i giovani che si allontanano da questo settore? Peggio per loro, che ci ripensino. A questo grande evento non poteva certo mancare lui. Dalla Puglia ad ogni angolo del mondo, tutti conoscono la sua musica, ma lui, come è stato definito qui, non è un semplice cantante, ma un cantagricoltore innamorato della sua terra. Prima di salutare tutti, però, una canzone era d'obbligo. Addio, addio amore,
io vado via, amara terra mia, amara e E adesso andiamo da Emanuela, andiamo ai quotidiani regionali, immagino parleranno tanto di Expo. Sì, parlano anche di Albano, vediamo la Sicilia. Non so se era questo l'acuto a cui si riferisce la Sicilia, comunque Albano, l'acuto per Lollobrigida. Io mi sento un contadino dentro, né contro fascisti né contro comunisti. Papa Francesco un rivoluzionario, insomma, poi Albano ha parlato a ruota libera di tanti temi, anche quelli politici. Andiamo a vedere l'altra pagina, pagina 2, dove invece ci sono le parole dell'assessore all'agricoltura Barbagallo. Siccità, ecco la strategia, 800 milioni dal piano idrico nazionale. E poi torna a parlare delle accuse di Musumeci, dice non so cosa volesse evocare. Ma intanto vediamo quali sono gli interventi che il governo vuole mettere in atto. Intanto sgravio delle cartelle 2023 al 100%. Reti irrigue, opere per 300 milioni, desalinizzatori aziendali, un bando da 100 milioni. E ancora la riforma dei consorzi di bonifica del precedente governo, una proposta inaccettabile, ha detto Barbagallo. Il nostro DDL presto all'Ars, non temo il voto segreto. Tra i protagonisti di ieri di Expo c'è anche il ministro per le riforme Casellati, che appunto, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, ha parlato di agricoltura come petrolio dell'Italia. Grazie Emanuela, torno da te fra pochi minuti. Intanto andiamo avanti. Stupro alla Villa Bellini, 2 i tronconi processuali, 5 gli egiziani imputati. Uno solo era presente in aula e il comune di Catania si costituisce parte civile. Si divide in 2 tronconi processuali d'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo contestata a 5 egiziani ad una 13enne avvenuta il 30 gennaio scorso nei bagni di Villa Bellini. Davanti al gruppo Montuori è iniziata l'udienza del processo col rito abbreviato ad uno degli egiziani accusato di aver abusato della ragazza davanti al suo fidanzato di 17 anni. Oggi non ha parlato, era presente in videocollegamento Teams. Nei mesi precedenti ci sono stati delle spontanee dichiarazioni che ovviamente sono e costituiscono il compendio istruttorio su cui poi si valuterà chiaramente si procederà al rito abbreviato. Nel procedimento hanno chiesto di potersi costituire parte civile il comune di Catania, i familiari della vittima, i familiari del 17enne ed alcune associazioni antiviolenza. Contestualmente, davanti alla seconda sezione penale, è iniziata l'altra udienza a porte chiuse a carico di altri 4 a processo con il rito ordinario. Determinanti sono state le dichiarazioni della 13enne e del suo fidanzato all'epoca dei fatti, che hanno riconosciuto gli aggressori. Processo alle battute iniziali, come ribadisce il legale della 13enne. È stata un'udienza interlocutoria, così come quella relativa al giudizio abbreviato, e l'attività vera e propria dei lavori inizierà alla prossima udienza. Fondamentale anche in sede di incidente probatorio la testimonianza del 17enne che si trovava con la vittima dello stupro. Psicologicamente come sta il suo assistito? Era già affetto da problematiche comuni ad altri suoi coetanei, però aveva già riportato un disturbo da stress post-traumatico. Potete immaginare che ovviamente questo incide su un equilibrio psichico. C'è stato anche un accertamento peritale sulla sua, nonostante il disturbo, piena capacità di testimoniare, e poi si è passati all'incidente probatorio. 3 dei 4 imputati sono detenuti, 1 è agli arresti domiciliari. Solo uno di loro era presente in aula, udienze aggiornate al 15 e 25 ottobre. Allora Emanuela, torno da te per questa vicenda. Sulla pagina di Catania della Sicilia vediamo appunto la notizia qui in basso: lo stupro alla Villa Bellini, in 5 vanno a processo, le udienze si terranno a porte chiuse. Vittima, comune e associazioni si sono costituite appunto
parte civile. La vittima, una tredicenne. Gli abusi sono avvenuti il 30 gennaio scorso. Ricordiamo che la notizia si è appresa appena sono iniziati i festeggiamenti a Gatini, che ovviamente sono sembrati come una scure che si è abbattuta sulla festa di Sant'Agata a Catania. E poi la ragazza violentata, qua siamo sulla Gazzetta del Sud, la ragazza violentata davanti al fidanzato, l'orrore a Villa Bellini, la ricostruzione del GIP che ha firmato l'ordinanza cautelare, sono 7 egiziani sotto processo. Grazie, adesso ci occupiamo ancora del Beisan, procedono i preparativi per il recupero del veliero, sono terminati i sopralluoghi degli specialisti, ora si attende il piano per riportare in superficie per l'appunto il mega yacht, che dovrà essere però questo piano autorizzato da Capitaneria di Porto e anche dalla Procura di Termini Imerese. Si sono conclusi i rilievi da parte dei sub della ditta incaricata dalla proprietà del veliero Bayesian, fondamentali per redigere il piano di recupero dell'imbarcazione affondata la notte del 19 agosto scorso al largo di Porticello nel Palermitano, e dove trovarono la morte 7 persone, 6 passeggeri e un membro dell'equipaggio. Un passaggio fondamentale per la definizione del piano di recupero, che adesso dovrà essere presentato alla Capitaneria di Porto per l'approvazione anche da parte della Procura, visto che lo stesso recupero è fondamentale anche per le indagini. Nei prossimi giorni, terminato l'iter burocratico, potranno iniziare le operazioni. Si tratta di una procedura complessa che richiede l'impiego di mezzi navali specializzati e subacquei esperti. Intanto è stata ritirata per il momento la causa da 222 milioni di euro che la società costruttrice della nave, la Perini, aveva annunciato nei confronti dell'equipaggio e dell'armatore, ovvero una società che sembra faccia capo alla moglie del magnate Mike Lynch, morto nel naufragio insieme alla figlia 18enne e ad altre 5 persone. Nei giorni scorsi poi, intorno al Bayesian, è tornata la Spy Story internazionale con la CNN, l'emittente americana, che ha raccontato come nel veliero ci siano 2 casseforti a tenuta stagna che potrebbero ospitare degli hard disk contenenti segreti internazionali che vanno protetti anche da eventuali interessi di potenze straniere. E da qui ripartiamo con la rassegna stampa regionale, torniamo di nuovo da Emanuela Corsi. Sì, restiamo sempre sulla pagina di prima della Gazzetta del Sud, dove troviamo proprio la notizia del Bayesian, i misteri del veliero colato a picco, sopralluoghi dei sub, il giallo dei dossier. Palermo si è chiusa la fase di ricognizione dei sommozzatori nella cassaforte, documenti che coinvolgono potenze straniere, naturalmente è questo l'interrogativo. Ma intanto andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, la notizia in primo piano purtroppo è di cronaca, tragici incidenti, morti 2 messinesi, in città lo scontro tra auto e moto in via Garibaldi, fatale per un 44enne. Ad Alcara Lifusi un fuoristrada invece precipita nel burrone, la vittima è un 29enne, grave anche un ragazzo di 16 anni. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere invece Repubblica a Palermo di oggi. Ancora un focus sulla sanità siciliana, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, questi viaggi della speranza per curarsi al nord Italia, il calvario dei siciliani appunto costretti a curarsi al nord, questo è il titolo principale. I dati sull'aumento della spesa per i viaggi della speranza riaccendono lo scontro sulla sanità nel centrodestra, i racconti di dolore e sfiducia dei malati che decidono di emigrare. E poi c'è un'intervista all'europarlamentare Ruggero Razza, ex assessore alla sanità siciliana, colpa di scelte sbagliate, a guadagnarci sono i privati. Nel taglio alto invece la legge anti-crack che è stata varata, che verrà varata appunto dalla regione, al traguardo tra le polemiche, la prudenza delle associazioni, buon inizio ma le risorse ancora sono poche. Si torna a fare un reportage sulla Sicilia del 2024 che ricorda però la Sicilia di altri tempi. Abbiamo visto persone scendere in strada e andare a lavare i panni nei lavatoi pubblici, bacinelle, la crisi idrica ferma il tempo appunto nel cuore della Sicilia. Andiamo a vedere all'interno velocemente, intanto la notizia in primo piano, la lite sui viaggi della speranza, si spacca il centrodestra, l'aumento della spesa per chi va a curarsi fuori dal
dalla Sicilia riaccende lo scontro sulla sanità. Una parte di Forza Italia e di Fratelli d'Italia attacca Schifani. Oggi vertice degli azzurri all'Ars, il PD dice il governo pensa solo alle poltrone, i 5 Stelle con l'autonomia sarà un collasso proprio per quanto riguarda poi gli effetti sulla sanità pubblica. E poi vediamo anche qui l'intervista all'eurodeputato Razza, l'impennata, colpa di scelte sbagliate, chi ci guadagna sono i gruppi privati del Nord, l'ex titolare della salute attacca Iacolino. Abbiamo l'assessore tecnico e il dirigente politico e ogni tanto la confusione dei ruoli produce conflitti. E poi ci sono i racconti naturalmente di chi vive sulla propria pelle questa mancanza di assistenza nel sud Italia ed è costretto ad emigrare per potersi curare. Le terapie fuori casa, il racconto di quello che è un vero e proprio calvario. Qui c'è la storia di una donna che dice in Emilia Romagna per trattare la piaga, un altro ancora un abisso tra qui e la Lombardia, quindi si fanno i confronti appunto tra come viene gestita la sanità pubblica siciliana e quella del nord Italia, 6.000 euro per un trapianto e poi la testimonianza di una donna, facevo su e giù da Milano ma mi hanno salvato la vita e ancora in Sicilia non c'era cura per il tumore. Queste sono storie vere di chi è dovuto andare fuori per curarsi. Poi l'altro tema di oggi è questo DDL, il disegno di legge anti-crack all'ultimo miglio. Schifani assente in aula, slitta il sì, l'attesa all'Ars delle famiglie, solo oggi il voto finale, l'ira delle opposizioni, mancava l'imperatore, lo hanno definito così, il governatore aveva impegni a Roma. E poi andiamo a vedere la Sicilia di oggi, Angelo, e quindi vediamo intanto la siccità, l'assessore Barbagallo, abbiamo già visto questa notizia, presente ad Expo, aiuti e opere, ecco il piano, Albano che canta l'inno all'Ollo e poi l'ONU, all'ONU, Meloni multilateralista, questo è il titolo della Sicilia, Meloni che ricordiamo si trova a New York con Zelensky per Kiev, premiata da Elon Musk, parla dopo Biden sulle droghe. Ancora vediamo una notizia di cronaca che non è siciliana ma arriva da Torino, l'ultimo femminicidio, dopo la lite uccide l'ex moglie davanti ai figli di 12 e 13 anni, lui aveva il braccialetto elettronico ma era guasto, questa notizia la vedremo meglio tra poco. E poi vado a vedere velocemente, prima di passare allo sport, perché oggi è una giornata molto particolare, c'è il turno infrasettimanale per quanto riguarda la Serie C, vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, anche qui la lotta al crack che vale 11 milioni, stanziata la somma che finanzierà la legge per interventi di prevenzione nei quartieri, nelle scuole e nelle carceri, coinvolte tutte le ASP e gli enti che si occupano di assistenza. Manca solo il voto finale dell'Ars, rinviato a oggi per consentire la presenza dei deputati di maggioranza. Il PD però dice le risorse sono insufficienti. E poi vediamo questa fotonotizia. Rifiuti al CEP con la Galla che si infuria, questa è una cartolina che arriva da Palermo, da uno dei quartieri di Palermo, festa per la nuova palestra della scuola con vista sulla spazzatura. E poi Palermo violenta, un altro tema di cui si parla in questi giorni, dopo gli ultimi fatti di cronaca, il questore annuncia più controlli. Andiamo a vedere adesso lo sport, la Serie C, il sesto turno con Catania, Messina e Trapani che scenderanno in campo oggi, quindi Catania nuova rincorsa per tornare alla vittoria. Che duello col Cerignola, gli avversari sono reduci da un KO casalingo, Montalto o Inglese a prima punta, Imenez tra i titolari sulla tre quarti. Io qui ti darei la parola, Angelo. Beh, tutto questo ovviamente in attesa che poi ci siano le formazioni ufficiali per il Catania. Certo ci sarà turnover, così come ci sarà turnover in casa Messina, in casa Trapani. Il Messina cercherà in qualche modo di riprendersi dal pareggio in casa con la Casertana, vinceva 2-0, è stato raggiunto 2-2, il Trapani vinceva in casa con la Juve Next Gen ed è stato raggiunto sull'1-1, ha sbagliato 2 rigori, quindi sono, diciamo, delle partite
per quanto riguarda le formazioni siciliane di riscatto per tutti e tre, perché il Catania arriva da una sconfitta, le altre due siciliane invece giocheranno, il Trapani a Potenza, mentre invece il Messina giocherà a Latina. Insomma, partite non facili, non semplici, e speriamo che sia un turno favorevole questo per le formazioni siciliane di Lega Pro. Domani invece ricordiamo c'è la Coppa Italia, quella maggiore, con il Palermo che andrà a fare visita al Napoli, gara che sulla carta è proibitiva. Emanuela, torno da te fra pochi minuti, ci ritroviamo poi con la rassegna stampa nazionale. Intanto però ci colleghiamo come ogni mattina con la Paul Strada. Andiamo a Messina, dove c'è il vice sovrintendente della Polizia Stradale proprio di Messina, Rosaria Maira. Buongiorno, qual è la situazione stamattina? Bentrovati. Buongiorno. Allora, buongiorno dal compartimento Polstrada Sicilia Orientale, sezione di Messina. Oggi non sono state registrate particolari difficoltà per la viabilità extraurbana ed autostradale ricadente sul territorio di competenza di questo compartimento. È comunque opportuno segnalare i consueti rallentamenti a causa di lavori in corso, specialmente durante le ore di intenso traffico, sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli Paesi Etnei e San Giorgio. Rimane chiuso lo svincolo di Enne in entrata ed uscita da e verso Palermo, pertanto l'uscita consigliata per chi percorre questo tratto di strada è lo svincolo di Mulinello. Sull'autostrada Messina-Catania permane il doppio senso di marcia tra le barriere di Tremestieri e lo svincolo di Roccalumera, per cui potreste trovare rallentamenti durante le ore di punta. Sull'autostrada Messina-Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo, a causa della chiusura della galleria Calavà in direzione Palermo, perdura il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Analoga situazione tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra, sul viadotto Buzza, sul viadotto Furiano e tra gli svincoli Rometta e Milazzo sul viadotto Muto. Oltre alle consuete raccomandazioni sulla distanza di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità ed il corretto uso dei telefonini cellulari, che rimangono la prima fonte di distrazione alla guida, ribadiamo il corretto utilizzo e posizionamento dei seggiolini per bambini, che vanno preferibilmente allocati posteriormente dal lato passeggero, al fine di poter controllare al meglio i piccoli dallo specchietto retrovisore durante la marcia. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto, vi auguriamo buon viaggio e una serena giornata. Grazie, l'appuntamento è a domani mattina. Adesso uno sguardo sulla città di Catania con vediamo il traffico che in questo momento possiamo vedere sulla circonvallazione. Siamo all'altezza del Tondo Gioieni, il traffico è abbastanza sostenuto, c'è qualche rallentamento, però sembra abbastanza fluido, sembra scorrere, e quindi un aggiornamento anche sulla viabilità di Catania. Ci fermiamo pochi minuti e poi sarà rassegna stampa nazionale ancora con Emanuela Corsi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi. Sì, Angelo, in primo piano anche oggi la questione in Medio Oriente dopo questo nuovo fronte che si è aperto tra Israele e Libano, più di 3 giorni di raid aerei, ci sono morti, feriti, e quindi andiamo a vedere qual è la situazione nelle ultime ore con la prima pagina del Corriere della Sera. Nuovi raid, fuga dal Libano, Israele bombarda, sono stati uccisi anche 2 operatori umanitari. Meloni dice no all'escalation. Tel Aviv, 16 compagnie aeree intanto cancellano i voli. Biden sull'Ucraina però dice la guerra di Putin è fallita. Ci sono altre notizie intanto per quanto riguarda il nostro paese. Sono state raggiunte le
le 500.000 firme per il referendum sulla cittadinanza. C'è il quorum e a quanto pare la spinta arriva proprio dal nord Italia, quindi per dare la cittadinanza italiana agli stranieri che risiedono sul nostro territorio da più di 5 anni, che lavorano chiaramente, che sono integrati nel nostro paese. E poi ancora l'inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi, scaricati oltre 230.000 documenti, ci sarebbero stati nuovi accessi su Crosetto, sul ministro Crosetto, ma anche su altri politici. Ricordiamo che questi presunti dossieraggi erano a carico di politici, ma anche di personaggi famosi. Hanno portato all'arresto di 2 persone, cioè Pasquale Striano, tenente della Guardia di Finanza, e poi dell'ex PM Antonio Laudati. Altre notizie: crisi Stellantis, vediamo. Parte la ricerca al successore del CEO Tavares, e poi si torna a parlare dell'eredità degli Agnelli, nuove scoperte, c'è un vero e proprio tesoro che è emerso, e poi doni fittizi per evadere le tasse. Al centro pagina c'è la foto di questa donna bellissima, si chiama Emma Coronel, che ha sfilato alla passerella di Milano. Ricordiamo che a Milano si è celebrata la Fashion Week, però il marito è il re del Narcos, e quindi chiaramente questa cosa ha suscitato scalpore. L'abito da sposa, il messaggio: se sfila la moglie della Chapo. Il caso della morte di Giulia Cecchettin, ieri il via al processo. Anzi 2 giorni fa il via al processo. Ieri invece Filippo, che era assente alla prima udienza, Filippo Turetta, ricordiamo, imputato per l'omicidio di questa giovane, ha scritto una lettera ai genitori e ha scritto: rinnegatemi, invecchierò da solo. Andiamo a vedere all'interno del Corriere di oggi appunto la situazione in Medio Oriente. Non si fermano i raid in Libano, leggiamo: Hezbollah ucciso un altro capo, almeno 600 vittime in 2 giorni, tra loro 2 operatori delle Nazioni Unite, eliminato il comandante Kubaisi. E poi Bibi va all'ONU, gli ultra ortodossi no e Shabbat. E vediamo anche la gente che scappa dal Libano, la rabbia degli sfollati in coda per lasciare il paese. Cosa c'entriamo noi, si chiedono le persone, l'accusa ai miliziani: armi vicino alle nostre case. Intanto negli ospedali è emergenza sangue. La Nazione, anche qui vediamo in primo piano quello che sta accadendo in Medio Oriente. L'ONU condanna, ma Israele non si ferma. Terza ondata di missili e bombe su Tel Aviv sul Libano, 600 morti, tra cui 50 bambini. Colpito anche il capo dei razzi di Hezbollah. Uccisi 2 membri dello staff dell'Agenzia dei Rifugiati. Critiche a Netanyahu dalle Nazioni Unite. Gutierrez dice Beirut non diventi un'altra Gaza. E poi c'è la fotonotizia dedicata ancora al maltempo, che questa volta si è spostato verso la Toscana. Un'altra tragedia familiare: bimbo e nonna sono stati inghiottiti dal fango. I 2 turisti tedeschi trascinati via dall'acqua nel Pisano. Il sindaco di Faenza si ribella: alluvione, ricostruiamo da soli. Altre notizie ancora: il dubbio, vediamo anche qui apertura dedicata a quella guerra tra Israele e Libano. Distruggere Hezbollah, la nuova crociata di Bibi disintegra il Medio Oriente, e salgono, come abbiamo visto, a 600 le vittime dell'attacco di Israele. L'esercito adesso prepara un'offensiva di terra. La Repubblica invece apre con questo referendum sulla cittadinanza italiana. Sono state raggiunte le 500.000 firme necessarie appunto per fare un referendum, quindi boom di adesioni al quesito lanciato da Europa, che dimezza i tempi per diventare italiani. I partiti si accodano, i leader del centro-sinistra firmano tutti tranne Conte e Calenda. Meloni: la legge va bene così com'è.
com'è. E poi c'è questo allarme dell'INPS sul lavoro, ma non solo, anche sulle pensioni, lo vedremo meglio tra poco, madri penalizzate su stipendi e carriera. Vediamo nel taglio centrale la foto, la furia di Erdogan contro l'Occidente, Biden l'ultima lezione agli autocrati, questo all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, che appunto si sta tenendo in questi giorni. E poi di spalla vediamo invece Israele che martella il Libano del Sud, Nasrallah che chiede aiuto adesso all'Iran. Vediamo questo referendum sul conferimento della cittadinanza agli stranieri, c'è il quorum, si mobilita la società civile. Gli italiani hanno capito, la campagna referendaria diventa virale grazie alla mobilitazione dei VIP, raggiunte le 500.000 firme, Maggi l'obiettivo è 1 milione, Schlein non fermiamoci, lo stop di Meloni che dice no ad una nuova legge. Qui vediamo alcuni dei testimonial di questa campagna proprio di raccolta firme per poi arrivare ad un referendum. Vediamo alcuni nomi: Zero Calcare, Valeria Solarino, Gali, il rapper, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, entrambi sono attori, poi Julio Velasco, il commissario tecnico della nazionale di pallavolo femminile, anche lui è sceso in campo, Elena Cecchettin, la sorella di Giulia Cecchettin, e poi The Jackal. C'è una notizia che riguarda invece il mondo del calcio, soprattutto lo stadio di San Siro. Vediamo, ultimo stadio, la Champions perduta e l'Europeo da salvare. L'UEFA toglie a Milano la finale del torneo in programma nel 2027. Tra 2 anni l'Italia deve presentare il piano degli impianti per il 2032 tra criticità e certezze. Poi andiamo ad una storia di cronaca che abbiamo visto su alcune prime pagine, qui andiamo nell'approfondimento di Repubblica, è una storia agghiacciante. Perché lui aveva il braccialetto elettronico ma non funzionava, uccide quindi l'ex moglie davanti ai suoi figli, ma il braccialetto elettronico era fuori uso. La donna aveva 34 anni, da agosto l'uomo era stato allontanato con il dispositivo elettronico, i 2 ragazzi hanno poi dato l'allarme ai vicini. E qui la foto della vittima, Ruah Nabi, che è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno che era stato denunciato appunto per maltrattamenti e per questo doveva indossare il braccialetto elettronico, che però non ha funzionato quando lui si è avvicinato all'abitazione appunto dell'ex moglie. La stampa di oggi, vediamo questo allarme dell'INPS, dicevamo le donne sono penalizzate nel lavoro, ma c'è un altro allarme che riguarda le pensioni, troppi in pensione anticipata. Il rapporto dell'Istituto di Previdenza italiano, l'uscita dal lavoro arriva a 64 anni, non c'è equilibrio, poi la rassicurazione, però il sistema tiene. E poi vediamo ancora questa vicenda, la scalata di Unicredit alla banca tedesca Commerzbank. Unicredit lite a Berlino e Commerz silura la D. E ancora i nazionalisti in banca che frenano l'Europa. La BCE e l'EBA, l'autorità bancaria europea, da anni si spendono pubblicamente in favore delle fusioni transfrontaliere nel settore del credito, ma di queste fusioni tra banche di 2 paesi per creare gli auspicati campioni continentali però non ce ne sono state. L'unico caso potrebbe essere questo tra la banca Unicredit e appunto Commerzbank. Raid in Libano, strage di civili, vediamo nel taglio centrale. Meloni, la guerra su larga scala non conviene a nessuno, queste le parole del premier. Zelensky all'ONU, niente concessioni a Putin. E poi a proposito di Meloni, qui l'incontro con Musk che l'ha premiata con il Global Citizen Award dell'Atlantic Council Show con il fondatore di Tesla. Vediamo il secolo XIX, anche qui l'allarme dell'INPS sulle pensioni, a rischio la sostenibilità. E poi vediamo Avvenire, oltre alla fuga dal Libano,
c'è lo sciopero annunciato dagli operai di Stellantis, l'auto è ferma, operai in piazza, INPS, anche qui troviamo questa notizia, in pensione troppo presto, gli incentivi non hanno funzionato nei siti Stellantis, produzione a meno 25, lo sciopero si terrà il 18 di ottobre. E questo è il tema principale sulla prima pagina del manifesto, che scrive autostop, sciopero di 8 ore a metà ottobre nel gruppo Stellantis, sindacati uniti, non succedeva da 30 anni. E poi a proposito di Stellantis, ancora il Sole 24 Ore, studia la successione a Tavares, i sindacati dell'auto, sciopero il 18 di ottobre. A proposito di Stellantis e di auto, ricordiamo naturalmente la grande Fiat, gli Agnelli, Elkann, ecco che si scoprono delle novità. Elkann, siamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, gioielli veri e doni finti per frodare il fisco italiano. L'accusa, John, regista della finta residenza svizzera. Sono stati scoperti, per quanto riguarda l'eredità di Agnelli, orecchini addirittura dal valore di 78 milioni di euro per i PM e le maxi donazioni di Marella ai 3 nipoti John, Lapo e Ginevra, simulate post mortem per anche qui evitare le tasse. È un mondo veramente che si apre anche sulla Verità. Agnelli truccato, pure un libro per evadere e truffare lo Stato. Se vuoi ci fermiamo qui, Angelo. Bene, d'accordo, grazie allora Emanuela, con te ci ritroviamo fra non molto, e intanto adesso guardiamo il meteo, vediamo le previsioni del tempo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di mercoledì variabile sull'Italia per il transito di un disturbo atlantico che porterà acquazzoni e temporali soprattutto sui versanti tirrenici. Anche la Sicilia sarà parzialmente coinvolta con annuvolamenti irregolari fin dal mattino e qualche piovasco in transito dai versanti occidentali a quelli orientali dell'isola, che interesserà prevalentemente i settori tirrenici. Temperature stazionarie e gradevoli tipiche del periodo, con punte fino a 30 gradi sul versante ionico. Per quanto riguarda la giornata di giovedì avremo poi un generale miglioramento del tempo, con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su tutta l'isola e per gran parte della giornata, qualche annuvolamento di poco conto senza conseguenze. Le temperature saranno in aumento con valori che saranno generalmente compresi tra i 27 e i 32 gradi del versante ionico, quindi un clima ancora tipico tardo estivo. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Isola Verde, il nostro cannocchiale sulla nostra meravigliosa isola. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia con il primo degli ospiti di questa mattina. Con me in studio c'è il contrammiraglio Antonio Ranieri, che è il direttore marittimo della Sicilia Orientale. Buongiorno direttore. Buongiorno. Allora, non possiamo non parlare di G7 perché domani scattano, diciamo, quelli che sono gli incontri ministeriali, ma c'è stato tutto un contorno, tutte tante attività, e in queste attività siete state impegnate voi della Guardia Costiera, assieme a tante altre forze dell'ordine, chiaramente. Qual è il vostro ruolo nello specifico al G7? Allora, quest'anno per la prima volta nell'ambito di un G7 è stata inserita anche la materia della pesca, per cui il Ministro Lollobrigida ha voluto fortemente che fossimo presenti tutte quella parte dello Stato che opera nell'ambito del settore della pesca, le capitanerie di porto, la Guardia Costiera,
ha dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nel settore della pesca. Infatti noi siamo l'ufficio territoriale per conto del Ministero, quindi partiamo dall'iscrivere il pescatore nei registri di pesca, ne eseguiamo tutta la vita professionale attraverso gli esami dei titoli professionali marittimi e poi facciamo soprattutto il controllo dell'intera filiera di pesca, quindi controlliamo il pescatore in mare, controlliamo lo sbarco dei pesci, controlliamo la parte dell'attività di commercializzazione sia all'ingrosso nei mercati ittici sia anche nel dettaglio delle distribuzioni al dettaglio, ma anche nella grande distribuzione, ed arriviamo a fare i controlli sui ristoranti che commerciano pesce per evitare che ci siano delle frodi alimentari. Questo soprattutto a tutela sia del consumatore, che deve essere certo di consumare il pesce che compra, ma anche degli operatori che in maniera legittima, legale, svolgono attività e quindi commercializzano il prodotto della loro attività primaria, qual è quella della pesca. Quindi il Ministro ha voluto che fossero presenti e spiegassimo che cosa fa diciamo, la Guardia Costiera nell'ambito di queste attività. E quali sono stati i temi presentati negli stand? Nel vostro stand? Abbiamo visto prima delle immagini. Sicuramente è stata presentata l'intera attività che fanno le capitanerie di porto, quindi abbiamo noi gli ispettori pesca che sono ispettori comunitari, gli ispettori ICCAT, quindi noi facciamo il controllo anche per conto della comunità europea sui pescherecci che vanno a fare per esempio la cattura del tonno, per controllare che le quote non si vengano superate le quote di tonno a beneficio del contenimento e del controllo dello sforzo di pesca, perché lo sforzo di pesca è un fattore fondamentale per preservare le risorse anche per il futuro, e quindi facciamo vedere l'attività che facciamo a bordo di queste pesche, di questi pescherecci, ma soprattutto faccio vedere anche i controlli più pratici, quelli come si misura una rete, una maglia, l'ampiezza delle maglie, come si fa a controllare, a riconoscere un prodotto fresco da un prodotto non fresco, quindi tutte queste attività che possono essere utili al consumatore. Siamo presenti anche con la parte dei sommozzatori che mostrano come si fa a tutelare la parte anche ambientale, perché se tuteliamo da un punto di vista ambientale il mare, miglioriamo la sua qualità, miglioriamo anche la possibilità delle risorse di svilupparsi in maniera ordinaria. Abbiamo attività anche dei nostri piloti dei mezzi aerei, i soccorritori aerei, i soccorritori marittimi, quindi abbiamo dimostrato ciò che la Guardia Costiera è capace di fare servizi all'utenza, al cittadino. In qualche modo è anche un modo per essere più vicini alla gente, per avere un contatto diretto. Certamente, a volte siamo conosciuti più che altro per l'attività di soccorso che noi facciamo da 160 anni, quest'anno cade il 160° anno della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera. E quindi facciamo vedere, oltre a quello che facciamo, ecco, il controllo sulla pesca, la parte ambientale marittima, quindi la tutela del mare attraverso una campagna che stiamo conducendo da diversi anni, quella del recupero degli attrezzi di pesca abbandonati in mare, delle cosiddette reti fantasma, che anche quando abbandonate continuano a danneggiare, a pescare e a non essere produttive. Si recupera tanto materiale? Si recupera tanto materiale nelle varie attività. Quando si viene incontro a queste cose viene recuperato, ma anche per esempio è successo che qualche animale, qualche capodoglio si sia impigliato in una rete, quindi si è riusciti a liberarlo e quindi si è riusciti a far godere della libertà il cetaceo. Vorrei tornare un attimo al G7, perché ieri voi siete stati impegnati in una esercitazione SAR. Ci può spiegare insomma in che cosa si è poi concretizzata e che cosa avete fatto nel concreto? È stata un'esercitazione SAR organizzata proprio in occasione del G7, la formazione del personale che opera, il continuo addestramento è fondamentale. Nella mia esperienza
lavorativa non c'è mai un soccorso che è uguale a un altro, quindi la capacità di affrontare tutte le situazioni che si presentano è fondamentale per dare la risposta giusta a chi si trova in momento di soccorso. Oltre a questo, ovviamente il soccorso a volte viene svolto in collaborazione con altri elementi di organizzazione dello Stato. Nel caso di ieri è stato fatto insieme ai Vigili del Fuoco, quindi si è simulato un incendio a bordo, il recupero attraverso un elicottero dell'infortunato, di un ustionato, quindi con il soccorritore marittimo che si è calato e ha recuperato il pescatore, per poi, voglio dire, fare l'evacuazione medica e quindi portare in salvo il soccorso. Nel frattempo noi stiamo vedendo delle immagini che scorrono sui teleschermi. Quanti uomini sono stati impegnati complessivamente per un'esercitazione di questo tipo? L'equipaggio dell'elicottero è composto da 5 persone, l'equipaggio delle unità navali in soccorso sono altre 5 persone, in più c'erano le unità dei Vigili del Fuoco, quindi una ventina di persone per fare questa attività che è stata anche dimostrativa a beneficio anche diciamo degli ospiti internazionali che sono presenti nella meravigliosa isola di Ortigia. E allora siamo appena entrati in autunno, c'è stata una stagione estiva piuttosto impegnativa, immagino come sempre per voi con il progetto Mari e Laghi Sicuri. Si può fare un bilancio e un paragone rispetto a quelli che sono stati gli altri anni? Insomma, quest'anno è stato in linea con le annate passate? Sì, più o meno siamo stati in linea, soprattutto quello che noi interessa è la nostra presenza sul territorio per assicurare i numerosi bagnanti che affluiscono sulle nostre meravigliose spiagge una sicurezza di effettuare il bagno in un ambiente sereno e sicuro. Soprattutto anche cerchiamo di tutelare quelli che fruiscono della spiaggia libera, quindi garantire che vi siano gli accessi e che non vengano chiusi, quindi la fruizione degli spazi liberi per chi vuole fare questo tipo di, diciamo, di divertimento, e va bene, e quindi lo facciamo per questo. Liberiamo anche dalle occupazioni abusive di quelli senza titolo, perché alcuni occupano stabilmente senza averne titolo spiagge, mentre noi se non le liberiamo e li lasciamo alla libera fruizione. Ma quello che mi preme di più evidenziare è che al maggior numero di controlli, sono stati fatti circa 12.000 controlli nei 3 mesi dell'attività, ci sono state meno infrazioni. Questa è una cosa che con piacere noi registriamo, significa che quella che è attività di prevenzione, di informazione, soprattutto quello che noi facciamo nelle scuole durante la parte invernale. Diciamo che la stagione ormai 2025 per noi inizierà il 1° ottobre, per arrivare a giugno a fare quella estiva vera e propria, ma per noi l'importante è l'informazione, la prevenzione e dare la consapevolezza, la responsabilità di usare il nostro mare, il nostro litorale per conservarlo e per proteggerlo. C'è più disciplina in chi magari esce in barca per la gita con gli amici o per magari fare una mini crociera, insomma, che cosa avete potuto constatare? Sicuramente l'attività di controllo tra quello che è la zona riservata della balneazione e la presenza di unità da diporto è il momento più delicato, dove noi abbiamo osservato quelle che sono le maggiori infrazioni, però c'è tanta gente che effettivamente svolge, fa queste mini crociere fruendo anche delle nostre 3 aree marine protette che abbiamo all'interno della Sicilia orientale, l'isola dei Ciclopi qui, il Plemmidio nel Siracusano e Capo Milazzo sulla parte tirrenica, dove è possibile quindi fruire di queste bellezze tutelate e vigilate, e quindi in un ambiente ancora più bello di quello che noi abbiamo normalmente. Bene, io ringrazio, grazie ad Antonio Ranieri, che è il direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio, buon lavoro. Grazie. Quindi al 1° ottobre già incominciate a programmare la stagione che verrà. Eh sì, bisogna sempre analizzare quello che è successo, cercare di capire le cose buone che siamo riusciti a fare, trovare quelle cose che vanno migliorate per offrire la prossima stagione una risposta ancora più efficace a chi va per mare e ama il mare come lo amiamo noi. Buon lavoro. Grazie direttore.
Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi continueremo ancora, diciamo, nella nostra trasmissione. Parleremo, cambiamo argomento, da patente a punti per i cantieri. Bentornati a Buongiorno Sicilia, sono con Rosario Fresta, il presidente dell'ANCE Catania, e adesso cerchiamo di capire, perché abbiamo annunciato che avremmo parlato della patente a punti, la patente a crediti, diciamo, per i cantieri. Intanto chi deve avere questa patente e come si fa ad avere questa patente? Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. La patente a crediti è stata introdotta con un decreto legge dell'aprile di quest'anno, poi successivamente convertito in legge. Devono averla chiunque, qualsiasi operatore, insomma, o impresa autonomo o impresa, insomma, che entri in un cantiere edile, in cantiere mobile o un cantiere temporaneo, così come riconosciuto dal testo, dall'articolo 81 del testo del decreto legge 81. Presidente, io la interrompo, ma c'è un numero minimo di operai addetti al cantiere per cui si deve avere questa, oppure anche se lavorano due sole persone si deve avere questa? La devono avere tutti. Okay. Tutti devono, diciamo, chiunque, ripeto, chiunque accede in cantiere, o un operaio autonomo o insomma siano più figure, devono avere la patente a crediti, e l'esclusione viene fatta per le forniture o per le prestazioni intellettuali, insomma. Per quanto riguarda il rilascio della patente a crediti, devo dire che il decreto ministeriale entra in vigore il 1° di ottobre, ricordiamolo, insomma, quindi è prossimo. Quindi la prossima settimana. Il decreto ministeriale attuativo è uscito un po' tardi perché è uscito il 20 di settembre. Noi come ANCE abbiamo richiesto un congruo tempo per far modo che le imprese si possano adeguare naturalmente a questo nuovo sistema, e effettivamente con la circolare che è uscita lunedì 23 settembre, quindi avanti ieri, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato un periodo transitorio, cioè dal 23 di settembre le imprese possono presentare tramite una PEC un'autodichiarazione e quindi sono autorizzate ad entrare in cantiere, e questo gli vale fino al 30 di ottobre. Il 1° di ottobre invece si dovrebbe aprire il portale sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dove poter presentare la domanda per ottenere questa patente a crediti, secondo una serie di requisiti che vengono richiesti naturalmente nel portale, nella domanda, e vengono rilasciati fino a 30 crediti per ogni impresa. I crediti poi naturalmente possono, in caso di sanzioni, insomma, diminuire. Però la cosa positiva è che possono anche aumentare, insomma, possono arrivare fino a 100 crediti, dipende da una serie di fattori, e in questo devo dire che il governo ha dato ascolto alle nostre richieste, perché noi avevamo chiesto che la norma non doveva avere solo un carattere punitivo sulla decurtazione dei punti, ma anche premiante, quindi vengono premiate la storicità dell'impresa, se un'azienda, un'impresa è più qualificata perché ha fatto formazione, ha dei sistemi di qualità certificati perché certificano la sicurezza, insomma, quindi ci sono una serie di norme che possono portare ad aumentare anche i punteggi. I punti che si hanno in dotazione. Ma lei parlava prima di sanzioni. Che tipo di sanzioni ci possono essere? Sanzioni più o meno gravi probabilmente in base a quanto accade, e forse anche la possibilità di una sospensione anche di questa patente. Che cosa significa? Sì, la decurtazione dei punti avviene a secondo che le visite degli ispettori, naturalmente, se trovano applicano delle sanzioni, in base al tipo di sanzione più o meno grave avviene la decurtazione dei punti. Può avvenire anche la sospensione della patente a crediti fino a 1 anno nel caso di incidenti mortali o Cosa incidenti comporta molto la gravi. sospensione della patente a crediti? La sospensione della patente a crediti comporta l'impossibilità di lavorare in cantiere, tranne che per i lavori dove che sia stata superata una quota del 30% in fase di completamento, insomma, dando la possibilità di completarli, però dalla sospensione della presenza in cantiere. E questo, insomma, è diventa, diciamo, per l'azienda un grande
Un grande rischio, un grande danno anche nel momento in cui si viene a interrompere l'attività diciamo, lavorativa, perché non si potranno. Quindi è importante adesso che un po' tutti diciamo, i titolari delle aziende, magari i rappresentanti, facciano in modo che tutto sia in regola, si possa rispettare. È un modo in qualche modo per prevenire quanto purtroppo abbiamo visto, si assiste sempre continuamente a questi incidenti sul lavoro. Sul lavoro, sì. Sì, è una norma che è nata a seguito di una serie di eventi che sono successi quest'anno. Naturalmente noi come ANCE devo dire che siamo molto attenti e sensibili alla tutela e alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Prendiamo questa nota come un punto di partenza, insomma, per aumentare, la vediamo come una possibilità di aumentare la qualificazione delle nostre imprese. Quindi dobbiamo fare uno sforzo tutti in questo senso per far sì che diminuiscano effettivamente insomma, questi incidenti insomma, sul lavoro, gli incidenti in cantiere. Devo dire una cosa, devo specificare che vengono esentati dalla patente a crediti le imprese che sono attestate SOA dalla terza classifica in poi. Questo per premiare già chi è che ha una struttura di impresa, un'organizzazione che investe, spende in formazione e quindi e viene esentato del tutto dalla patente a credito. Questo certamente è un vantaggio per chi ha già lavorato in funzione della sicurezza nei cantieri di lavoro. Sulla provincia di Catania ci sono stati diversi episodi, diciamo, infortuni più o meno gravi, alcuni mortali, altri no, anche molto gravi. È una tendenza dell'ultimo anno in crescita, si è vista una crescita. Secondo lei, secondo la vostra previsione, è un modello questo nostro italiano che può essere esportato? In Europa abbiamo esempi di questo genere, oppure è un fenomeno solo italiano, quello degli incidenti mortali sul lavoro, gli incidenti gravi sul lavoro, e quindi questa prevenzione può essere esportata anche in Europa? Allora no, quello degli incendi sul lavoro è un fenomeno che non riguarda solo noi, ma riguarda un po', anzi devo dire che l'Europa in generale sta meglio rispetto ad altri stati dove effettivamente la sicurezza è molto trascurata. Noi in questo senso in Italia abbiamo fatto tantissimo, insomma il decreto legge 81 che è in vigore da tantissimo tempo, insomma ci ha già messo una serie di condizioni per poter lavorare in sicurezza. Naturalmente dobbiamo sforzarci di fare sempre di più in modo tale da diminuire al massimo questa possibilità, e quindi il nostro dire come ANCE è quello di aumentare la qualificazione, insomma vogliamo andare verso una qualificazione di tutta la filiera, di tutto il settore, e questo può essere anche da incentivo il fatto di avere l'esenzione a partire dalle imprese qualificate con l'attestazione SOA per tanti piccoli artigiani, tante altre imprese che possono insomma organizzarsi e strutturarsi meglio per poter arrivare a una condizione di qualificazione, di garanzia di qualità della propria impresa. Prima di salutarci facevo una considerazione mentre lei parlava. Lei prima ha detto che l'Ispettorato del Lavoro sarà incaricato a fare questi accessi diciamo, nei cantieri. Sappiamo che c'è un problema, quello degli ispettori, il numero degli ispettori è molto ristretto. Il fatto che ci sia questa digitalizzazione della patente contribuisce, aiuta l'ispettorato a verificare in qualche modo anche le aziende ad essere più trasparenti? Sì, il problema del personale insomma, che ha l'ispettorato lo conosciamo, insomma, in effetti essendo il numero limitato non possono controllare tutti i cantieri, ma sicuramente sì, noi speriamo che sia veramente insomma, la volta buona per poter cambiare un po' il paradigma e anche quello che è il racconto della situazione che c'è nei cantieri, perché in effetti non tutti i cantieri sono insicuri. Noi apprezziamo quando l'ispettorato viene a controllare i nostri cantieri e devo dire che in questo senso un ruolo importante fanno anche le scuole edili. Le scuole edili dove si fa la formazione
Le nostre scuole edili fanno la formazione agli operai per la sicurezza sui cantieri, per la formazione e questi svolgono un ruolo importante e possono, affiancati all'ispettorato, insomma, dare un controllo più capillare sui cantieri. Faremo magari un controllo più avanti di come sta andando questa patente a crediti. Un tagliando per verificare un sistema che funziona, se ha bisogno chiaramente. Come ogni sistema nuovo avrà bisogno di qualche correzione sicuramente. Devo dire che non presenta caratteri insomma, particolari per l'ottenimento della patente a crediti. Sono dei requisiti insomma, abbastanza che quasi tutte le aziende hanno. Certo, dobbiamo capire, testandolo nel tempo, come andrà. Benissimo, grazie al Presidente dell'ANCE Catania, Grazie il dottore Rosario Fresta, per essere stato stamattina insieme a noi. Fra poco ci occuperemo di altro, ci occuperemo di cannabis terapeutica. Restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci, allora siamo con la dottoressa Eliana Lanza, medico estetico. Buongiorno. E con Sebastiano Trovato, founder Carlo Therapy, che è una fondazione che si occupa proprio della cannabis terapeutica. Intanto sappiamo che in Italia sta per cambiare la normativa per quanto riguarda, diciamo, nel decreto sicurezza, nel DDL sicurezza, che va all'esame adesso del Senato. Ci sono stati 162 sì e 91 diciamo no. C'è stato soltanto qualche astenuto, appena 3. Questo disegno di legge va avanti, ma è per diciamo, regolamentare l'apertura e la distribuzione diciamo, della cannabis con una quantità di principio attivo più basso che possa essere venduta in alcuni punti vendita. Diciamo che c'è un business di circa 44 milioni nel nostro paese, un business di 36 miliardi ipotetico in Europa. Noi parliamo di altro qui stamattina, parliamo della cannabis terapeutica e ci spiegate in sintesi, lo chiedo intanto alla dottoressa, certo, come funziona il sistema della cannabis terapeutica, quali sono anche le finalità e quali sono con ogni probabilità le patologie per cui si può utilizzare la cannabis terapeutica e quali sono autorizzate chiaramente, certo, l'impiego ovviamente della cannabis quando si hanno delle patologie. Allora, diciamo già che è un concetto diverso, non è il paziente che va nello store ad acquistare la cannabis terapeutica, ma il paziente che ha le indicazioni terapeutiche che sono ad oggi nel decreto legge Sicilia principalmente tutto ciò che è associato al dolore cronico. Però il medico, diciamo che la cannabis terapeutica la utilizza anche nei pazienti con cachessia, quindi per esempio i pazienti oncologici, i pazienti affetti da HIV, quindi quelle patologie che portano a una debilitazione del corpo del paziente e che quindi ha necessità di stimolare l'appetito per nutrirlo e quindi magari allungare la vita del paziente. Ad oggi la prescrivibilità è quando le terapie convenzionali non funzionano sul dolore cronico e a quel punto il paziente arriva dal medico prescrittore di CBD e in alcuni casi THC, che sono due cannabinoidi presenti all'interno della cannabis e non avendo diciamo, effetti positivi dalla terapia convenzionale associa la cannabis terapeutica che può essere fatta in cartine, in base oliosa e in creme trasdermiche. Quindi ci ha spiegato un po' quali sono anche i prodotti che di fatto sono anche commercializzati. Di fatto. E sono tutti galenici. Tutti galenici, quindi diciamo in farmacia e terapia personalizzata. Invece l'associazione Carlo Therapy si occupa allo scopo di promuovere la consapevolezza di questo utilizzo. Diciamo che la vostra mission in qualche modo è questa. Più che promuovere, divulgare che esiste la possibilità di queste terapie e con tutte le difficoltà che ci sono, che a parte diciamo, la ricerca dei medici prescrittori che abbiano la sapienza di poter scrivere, grazie, meno male che c'è la dottoressa Lanza qui sul nostro territorio. Lei mi dice perché? Perché tutti i medici possono prescrivere cannabis. Non tutti probabilmente... Non tutti hanno la sapienza di scriverla. Perché chiaramente se ci occupiamo sempre di un farmaco scritto nella tabella degli stupefacenti con determinate norme e regole che bisogna sapere
per poter E prescrivere. quindi il medico in questa ha una grande responsabilità nella più che altro prescrizione. deve sapere come fare, non è così semplice. Quindi tanti medici magari preferiscono dare un oppiaceo, un oppioide e basta, e se ne vanno via nella via più breve. Invece con questa terapia puoi sicuramente aiutare il paziente. Io non sono un medico, comunque ci sono le pubblicazioni che parlano, puoi aiutare il paziente a ridurre il dolore. La vostra associazione... L'associazione più che altro, oltre alla divulgazione, cerca di mettere in contatto il paziente col medico. Abbiamo fatto un sito dove il paziente, è gratuito chiaramente, può andare su questo sito e cioè trovare il medico prescrittore e mettersi in contatto direttamente con lui. Oltre al fatto ci sono anche delle farmacie, pochissime farmacie fanno le formulazioni galeniche, quindi noi serviamo a questo, a creare una rete di farmacie che funziona e dove il paziente può trovare il farmaco. Non è che lei va in una farmacia tipo vuoi si comprare deve la fare il vitamina C? preparato, no? Lo devono fare in loco, quindi devono essere strutturati, organizzati, avere un laboratorio. Ma tutti devono avere il In laboratorio. linea teorica tutte le farmacie dovrebbero fare le preparazioni galeniche, ma non tutte le fanno. Questo, perché infatti... lo posso chiedere a un medico, perché non tutte le farmacie, forse perché non hanno dei locali adatti. Allora, non solo i locali, ma ogni preparazione galenica ha bisogno di una strumentazione adatta. E la cannabis non è così semplice, anche i preparatori, non tutti i preparatori galenici sanno fare cannabis, quindi per questo abbiamo poche farmacie sul territorio, però siamo certi che chi prepara cannabis la sa preparare. Quei pochissimi la sanno preparare. E voi come fate ad avere questo elenco dei medici prescrittori, quindi sul territorio vi informate, cercate di capire? Facciamo ricerche, mandiamo centinaia, migliaia di mail a tanti, cioè esistono tante realtà di queste in Italia, con medici prescrittori. Ma nella provincia di Catania quanti sono fino a questo momento? Per adesso noi siamo nati da 2 mesi e per adesso ne abbiamo 2. Ah, quindi ci sono 2 medici, a parte la dottoressa? No, insieme alla dottoressa. Quindi siamo 3. No, totale 2. Ah, totale 2. 2, quindi ce ne saranno altri, ma ancora non ci hanno risposto nemmeno alla mail. Quindi. Aspettiamo, chiaramente, i medici della provincia di Catania sono tanti, ma questo tipo di, di attività, la cannabis terapeutica, nel nostro paese, per quello che sto capendo e stiamo capendo, ha molte, timori. C'è uno stigma. Ci sono dei timori, dettati da che cosa? Dal fatto che è legato ad una sostanza che viene classificata come sostanza stupefacente, oppure ci sono degli accorgimenti che io mi riferisco ai medici, magari i medici quando prescrivono questo tipo di farmaci fanno molta attenzione. Allora, diciamo che, come le ho detto all'inizio, noi possiamo prescrivere 2 cannabinoidi, il CBD e il THC. Il THC ha effetti psicotropi, quindi psicoattivi, ed è quello che potrebbe darci qualche effetto collaterale, a differenza del CBD. Quindi è ovvio che lo Stato in qualche modo prova a regolamentare queste prescrizioni per evitare che se ne faccia un abuso o che venga sostituito all'acquisto magari della droga cannabis, perché è giusto fare una differenza. E poi in quanto farmaco, ahimè, è giusto che in qualche modo venga regolamentato anche dall'AIFA, che è l'Agenzia del Farmaco Italiano. Certo. È ovvio che in realtà potremmo allargare le prescrizioni terapeutiche della cannabis, perché effettivamente anche nel glaucoma noi abbiamo tante pubblicazioni che dimostrano un miglioramento della patologia e speriamo di arrivarci abbastanza velocemente nei tavoli di chi istituzionali, esattamente. Noi abbiamo elencato 40 patologie. Sul nostro sito ci sono 40 patologie elencate, anche le pubblicazioni mondiali. Ci può dare... Sindrome di Tourette, epilessia, ma già comunque altre regioni prevedono la rimborsabilità su queste patologie, che comunque sono regolamentate da un decreto, il decreto Lorenzin, che ci sono 6 patologie che già sono accertate, quindi in Italia è tutto legale, tutto chiaro per quanto riguarda questa cosa, e la difficoltà è proprio sempre questa.
trovare un medico preparato come la dottoressa Lanza e trovare delle farmacie disposte a fare, a parte la reperibilità, ci sono 1000 discorsi che si possono fare su queste 10 puntate di queste. La vostra attività sta iniziando adesso Sì. e quindi chiaramente piano piano cercherete di divulgare. Ma quanto è importante però avere la possibilità di poter utilizzare questi farmaci per determinate patologie, cioè la qualità della vita di un paziente, immagino, che è affetto da un dolore cronico possa in qualche modo, diciamo, non dico svoltare, però... Svolta, gli migliori la qualità della vita in maniera importante, perché ci sono alcuni pazienti che non riescono a fare neanche le attività semplici della vita di tutti i giorni, che è alzarsi dal letto, andare in cucina e prepararsi qualcosa, perché ci sono dei dolori veramente importanti. Quelli reumatici sono ingravescenti, ma anche i pazienti oncologici. Sappiamo che nella parte terminale della loro patologia, nel momento in cui gli prescriviamo il CBD, ne hanno dei benefici, perché i recettori per gli oppioidi a un certo punto sono saturi e dobbiamo andare a lavorare sul sistema cannabinoide. Quindi insomma si stanno muovendo i primi passi per divulgare in maniera, diciamo, corretta, attenzione, in maniera corretta l'utilizzo della cannabis terapeutica. Una domanda la devo fare, siamo un po' in ritardo, però la faccio alla dottoressa. Nel suo campo specifico, lei è un medico che si occupa di estetica, è utile? Questo tipo di farmaci sono utili, vengono impiegati, possono essere impiegati, ma anche solo per dei preparati? Allora, non c'è assolutamente indicazione terapeutica se non nella regolazione dell'umore. In realtà a volte il paziente che si avvicina alla medicina estetica è perché ha alle spalle un background che gli dà depressione o altro. Io mi occupo anche di medicina funzionale, quindi la prescrivo più quando faccio medicina funzionale che non quando faccio medicina estetica. Chiudo con Sebastiano Trovato, la vostra attività in questo momento è divulgazione attraverso soltanto online, attraverso il sito web, oppure avete degli appuntamenti, incontrate? Abbiamo fatto appunto questo evento domenica scorsa dove appunto abbiamo spiegato agli amici, perché magari la gente è sempre... molto sospettosa. Sì, sospettosa, appunto uno stigma è fortissimo su questo. Comunque noi dobbiamo spiegare che parliamo di scienza, noi parliamo di scienza, non parliamo assolutamente però magari dicendo in giro, magari la gente fa confusione. Abbiamo fatto questo evento proprio per spiegare esattamente di cosa ci occupiamo, per essere precisi e per essere chiari che è tutto legale, sai com'è. Quindi noi in futuro vedremo un po' se possiamo, se riusciamo anche con le nostre forze ad organizzare dei corsi ECM che servono praticamente a dare la sapienza ai medici, come dicevo, che ancora non sanno come funziona la prescrizione, in modo da fare più medici prescrittori possibile, almeno fino adesso nel nostro territorio. Man mano comunque il sito si occupa per tutta l'Italia. Benissimo, allora grazie alla dottoressa Liana Lanza, che è un medico estetico, ci ha spiegato, ci ha fatto capire un po' meglio come va prescritta la cannabis terapeutica, che è una differenziazione importante, fondamentale, e grazie anche a Sebastiano Trovato che con la sua associazione prova a diffondere questo tipo di medicina, perché sono delle medicine che possono essere utili a chi chiaramente ha dei problemi del dolore, soprattutto in maniera particolare. Ne parleremo magari più avanti, cercheremo di fare un bilancio della vostra attività. Intanto noi ci godiamo qualche momento di pillole di almanacco e dopo guarderemo le stelle con Marco Amato. Oggi, 25 settembre, è la giornata internazionale dei sogni. Tale iniziativa è stata promossa nel 2012 da Ozioma Egwonwu, una motivatrice ed educatrice americana, per ricordare con forza che tutti abbiamo la capacità di apportare cambiamenti positivi nella nostra vita e nel mondo. Ed il massimo potenziale si può raggiungere con l'unione, creando una forza di cambiamento positivo ed inseguendo i nostri sogni. Vari workshop ed eventi gratuiti anche in Italia sono finalizzati ad ispirare le persone di tutto il mondo ad agire e fare un passo avanti nel mondo. Sapete cos'è un catalizzatore? I catalizzatori in chimica sono sostanze che favoriscono una reazione aumentandone la velocità.
Nelle industrie vengono utilizzati metalli o ossidi di metallo per rendere più efficienti le catene di produzione. Nella vita di tutti i giorni possiamo trovare dei catalizzatori nei detersivi biologici sotto forma di enzimi che digeriscono amidi, proteine e grassi dell'unto. Questi operano a temperature non molto alte, risparmiando energia e danneggiando molto meno i tessuti. E adesso andiamo da Marco Amato come annunciato. Buongiorno Marco. Ti vedo. Buongiorno a voi. Benissimo, buon caffè, tazzina stilizzata questa mattina. Con le foglie d'autunno entro un po' nel mood autunnale delle foglie, del foliage che tanto mi piace di questa stagione, la stagione che ci aiuta a lasciare andare le cose. Ebbene, oggi di che cosa parliamo? In una giornata in cui oggi è pure la giornata dei sogni, Luna congiunta a Marte e Mercurio opposto a Nettuno, ora ve ne narro. Ma a proposito, volevo prendere in esame un personaggio che mi ha molto stupito ultimamente ed è la signora Laura Pausini, la nostra Laura nazionale, che ancora una volta al Latin Emmy Awards ha una nuova candidatura, quindi siamo ancora in odor di premio per la nostra Laura, che l'anno scorso è stata pluripremiata. Ma non solo, esce con un nuovo singolo perché dopo il successo con il connubio in duetto con Lazza, perché era la prima volta, ne abbiamo anche parlato in trasmissione, che Laura duetta con un rapper, ebbene è annunciato un nuovo single in uscita che si chiama Ciao Ciao, ma quello che ha stupito un po' tutti i fan nel mondo è che Laura si è fatta bionda. E allora bionda, come lei stessa ha rilasciato in una dichiarazione, proprio perché è simbolo di un cambiamento molto forte e importante che sta vivendo in questo momento. Laura Pausini è del Toro, il Toro, che in genere è abbastanza posato e abbastanza paccioso, da 6 anni e mezzo vive la presenza del pianeta Urano nei suoi gradi zodiacali. Urano è pianeta dell'Acquario ed è un pianeta stravagante, assolutamente curioso, pianeta della libertà. E beh, licet insanire semelinannum, dicevano gli antichi, ed è proprio questa voglia di cambiamento che può pervadere le persone Toro, proprio perché sempre il solito Mercurio ha attivato questo Urano, rendendo un po' più fantasiosi i Toro e i segni di terra, quindi anche Capricorno e Vergine. Ma cosa succede oggi nel cielo, appunto? Il cambiamento di Urano riguarda solo il Toro? Ebbene no, perché la Luna, congiungendosi a Marte in Cancro, sviluppa anche nei segni d'acqua una forte passionalità, anche se Mercurio e Nettuno cosa vogliono dire oggi? Un guazzabuio zodiacale incredibile tra razionalità e sogno. Chi vincerà? I segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, sono sempre persi in questa binarietà perché appartengono più ai sogni degli altri, quindi soprattutto i Pesci, che è il più ipersensibile di tutti, avrà una maggiore forza captativa, ma non gli mancherà la forza di finalizzare gli obiettivi. Cosa fanno gli Aria e il Fuoco? Il Fuoco, Leone, Ariete, Sagittario, hanno delle belle gatte da pelare con questi pianeti un po' monelli che li tengono un pochino distanti, l'Ariete in amore, il Leone nell'affermazione dell'io e il Sagittario in alcune cose da risolvere a livello familiare, quindi per adesso per il Fuoco stanno un po' in panchina, mentre invece gli Aria, i fantasiosi Gemelli, Bilancia e Acquario, stanno tentando di sciogliersi in amore, e i Gemelli semplificando tutto e rendendosi conto pure dei limiti degli altri. La Bilancia invece riparte con una bella Venere che ha dato loro tanto, ma che adesso è scivolata in Scorpione, quindi per Bilancia ora è tempo di passione oggettiva, da viverla veramente. Acquario, che resiste sempre, che non ne vuole sapere di amore, invece ha già fissato i pensieri su una persona che proprio non riesce a dimenticare, e non è consueto per questo segno zodiacale, quindi attenzione. E detto questo, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un felice autunno. Grazie Marco, a domani. Adesso di nuovo da Emanuela per le ultime notizie. Guarda, dai quotidiani. Marco mi ha fatto venire una curiosità, lui è sempre sul pezzo, visto che parlava della Pausini bionda, io non avevo ancora visto questo nuovo look, tu l'avevi visto, Angelo? No. Allora la facciamo vedere. Ecco com'è la versione bionda di Laura Pausini, che secondo me sta
Bene, anzi forse sta anche meglio che scura, quindi questo cambiamento ci voleva. Lei dice appunto simboleggia un cambiamento forte questa scelta di schiarire i capelli. Allora vediamo qualche altra notizia velocemente. Repubblica. Un allarme, una ricerca dice che il futuro sarà con gli occhiali, perché purtroppo soprattutto i ragazzi saranno destinati a diventare miopi, 1 su 2. Le cause sono l'aumento di ore trascorse sugli schermi e la diminuzione di ore trascorse all'aperto. I consigli degli esperti sono quelli di interrompere lettura o videogiochi ogni ora per 10 minuti e poi di trascorrere soprattutto 40 minuti al giorno all'aperto. Speriamo che siano consigli che vengono recepiti. Grazie Emanuela. A te Angela, a domani. A domani. Noi ci salutiamo con il saluto a Zucchero, il nostro saluto a Zucchero che oggi compie gli anni, 25 settembre del 1955, nasceva per l'appunto ad Elmo Fornaciari, la maestra delle elementari lo soprannominava Zucchero e da qui diciamo il suo nome d'arte. Senza una donna, la canzone che chiude il Buongiorno Sicilia di oggi. A tutti voi la buona giornata.